Ed eccoci qui davanti al tavolo, tutti insieme ai tavoli, qui a Casa Molinari per questo menù delle feste di Pasqua. Elisa, hai preparato una tavola bellissima, coloratissima, proprio con la primavera dentro. Cominciamo subito Certo. con gli antipasti, crescentine, gnocco fritto, come si chiama in Romagna? Io lo chiamo gnocco fritto. Benissimo, l'abbiamo Poi sdoganato. non lo so, a casa mia lo chiamiamo così. Perfetto. Però non c'è solamente gnocco fritto. No, ci sono dei crescencini con le appunto erbacee che dicevamo prima, che sono le erbette quelle spontanee, selvatiche, e quelli lì li faceva la mia nonna, quindi io non so se c'è una ricetta tipica particolare, però li faceva lei. Poi ci sono delle chips di cavolo nero, con una crema all'aglio e dei semi di canapa, e c'è una ricotta che la faccio io perché c'è l'acqua della fratta giustamente qui a due passi, quindi prendo il latte fresco, faccio la ricotta e poi con delle erbe giustamente aromatiche Sopra, che sono quelle che abbiamo visto nell'aiuola, esatto, insomma, qua davvero c'è il chilometro 50 metri, sì. non stiamo a parlare di centimetro chilometri. zero ogni tanto, Centimetro zero, esatto. Sì. E poi abbiamo la piada, perché sono partita dal gnocco fritto da bolognese, però sì. insomma dovevamo partire dalla piada. Vabbè. Piada in due versioni. In due versioni, classica e cracker, schiacciatina, anche lì ci metto rosmarino fresco, che è sempre il mio ovviamente, quello lo trito fresco, oppure i semi di chia, semi di canapa, semi di girasole, semi di lino, tutto quello che fa bene, dicono Ma tutta così. questa fantasia, questo interesse per l'innovazione, cioè ce l'hai nel DNA oppure l'hai scoperto? No, forse, diciamo che mi piace sempre leggere, andare a cercare cose nuove, cose diverse. Dopo un po' che faccio qualcosa mi stufo anche, devo cambiarlo. Quindi riesci ad abbinare quella che è, come si dice, Qui sempre. il menù quando siamo aperti cambia sempre, nel senso che da una settimana all'altra c'è qualcosa che si può ripetere a seconda del prodotto ovviamente che abbiamo, così come può cambiare anche da un giorno all'altro, proprio perché se non ho più una cosa me ne invento un'altra. Se ne inventi un'altra, pronti, abbiamo risolto il problema. E questi che sembra gelato ma non è gelato, no, che cos'è? Questo è hummus di ceci, e siccome siamo in occasione pasquale gli abbiamo dato un po' di colore con i piselli, carote e barbabietola. È veramente splendido, tra l'altro i ceci qui noi li abbiamo raccolti, voi Sì. li producete, sono i vostri, Sì. anche questi. Sì, Sui sì. legumi siete molto forti, Ne abbiamo dire. tanti, non vanno tutti, non c'è ancora la moda dei legumi, diciamo così, però sì, io anche quelli, poi me ne manca qualcuno, qui mancano i cannellini, i fagioli zolfini, quindi sì. Quindi diversi tipi di fagioli, sì. poi abbiamo adesso il quelli abbiamo cece. seminati, Certo, perché questi poi andranno in quando semina. torneremo ci saranno anche quelli, questi invece sono le cicerchie. Le cicerchie, sì. Ecco, insomma, quindi anche legumi particolari. Sì. Poi gli antipasti non sono finiti, perché qui la cosa difficoltosa è arrivare al primo. Cosa abbiamo ancora là davanti? Allora, ci sono delle polpettine, sempre di cicoria, con una maionese, chiamiamola vegana, comunque vegetale, senza uovo, e poi una tartare di barbabietola con olive e capperi. Ma sono veramente spettacolari. E poi ovviamente abbiamo l'olivo, perché insomma siamo a Pasqua, esatto. E quindi questo, però tra l'altro siamo a Pasqua, qua c'è un olivo splendido di fianco. Sì. Tra l'altro una delle cose bellissime quando uno arriva in questa azienda agrituristica è vedere gli alberi, a parte l'olivo, ma anche questi gelsi che sono magnifici, secolari. Un po' anzianotti. Sono anzianotti. Questa è la terra di produzione del gelso per il Bacco da Seta? E quindi probabilmente venivano, ho fatto due chiacchiere con la tua mamma e mi ha confermato che venivano da lì. Assolutamente. Primi piatti Ho fatto dei ravioli di stridoli con scaglie di grana e dei gnocchetti di cicorie con burro di malga e nocciole. Ma pensa. Tra l'altro qui i ravioli hanno una forma molto particolare, quindi ti diverti anche. Esatto. Forse mi diverto, forse mi complico, dipende. Vabbè, ti diverti. Però io mi diverto. Mettiamola così. Abbiamo lasciato un po' a parte i vini, ne abbiamo parlato prima. Marco, tu cosa abbineresti con questi primi? Allora, io con questi primi ed antipasti ci abbinerei questo qui, un Trebbiano frizzante, rifermentato in bottiglia, che è un vino molto fresco, giovane, che si abbina secondo me molto bene con
questi antipasti e i primi che ci sono stati presentati, e anche in tema pasquale un bel vino allegro per tenere sul morale visto il periodo. Bel suggerimento. Bene, bene. Bel suggerimento. Allora, abbiamo detto prima le erbe spontanee non sono erbacce, quindi tu le usi abitualmente Sì. in cucina, le conosci anche? Sì, Mi confermi che Sì, con sì. le erbe bisogna stare anche un pochino attenti? no, assolutamente. 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 Si Assolutamente. devono conoscere perché sennò è meglio lasciarle dove stanno. Esatto. Assolutamente. Bene, allora io direi versiamo il vino e poi dopo, visto che manca Gabriella qui con noi, secondo me apprezzerebbe, sarebbe felice di essere lanciata proprio sul gesto del versare il vino. Dicevo, manca Gabriella, però noi abbiamo parlato di erbe spontanee e anche lei è in campagna che sta cercando e ci dirà delle cose molto interessanti sulle erbe spontanee, poi approfondirà anche nelle prossime settimane. Linea a Gabriella e poi dopo noi da qui, da Casa Molinari, ci ritroviamo. Le erbe spontanee e i fiori dei campi sono tantissimi, soprattutto in questa stagione, e quasi tutti sono commestibili. Ovviamente bisogna stare attenti a raccoglierli sempre in terreni puri. Noi abbiamo raccolto in questo cestino un po' di tarassaco, la pimpinella, il crespigno, la piantaggine, ma abbiamo aggiunto anche la regina dei prati, la margherita. Ha la particolarità, un po' come il girasole, di aprirsi alle prime luci dell'alba e poi quando arriva il tramonto di richiudersi. Per questo la raccolta deve avvenire sempre in piena luce. Tra l'altro il suo nome inglese è Daisy, sarebbe praticamente la derivazione da Day's Eye, occhio del giorno. Appoggiamo il nostro cestino e cominciamo a raccogliere l'intera piantina, perché diciamo che della margherita sono commestibili le piccole foglioline, soprattutto quando sono giovani, ma anche completamente tutto quello che è rappresentato dal fiore, petali compresi, con cui un tempo si faceva il mama non mama, che deriva da una tradizione nel Medioevo perché era utilizzata per filtri magici d'amore. E adesso di corsa in cucina perché dobbiamo far sì che piante e fiori non appassiscano. Per prima cosa prepariamo dei crostini come antipasto con mascarpone, latte, qualche goccia di limone e sale. Frulliamo il tutto, ne nasce una crema in cui possiamo inserire anche delle margherite, sia le parti di foglie sia le parti di fiori, sminuzzate e tagliate. Ecco qua che allora in questo vediamo direttamente, abbiamo già messo anche un po' d'olio, la crema con sopra la parte di foglie e fiori, mentre in quest'altra versione abbiamo amalgamato all'interno della crema di mascarpone direttamente le erbe e i fiori e sopra naturalmente un po' di decorazione. Abbiamo creato un'insalata mista con tutte le altre erbe, il crespigno, la pimpinella, la piantaggine, il tarassaco, abbiamo preso una rosa di Verona, un radicchietto, un po' di valeriana e naturalmente ci mettiamo il nostro uovo benedetto, perché questa è la tradizione del giorno pasquale. Se vogliamo poi aggiungere un tocco ulteriore prima di condirla, qualche noce, visto che ci sta sempre bene, e allora anche in questo caso andiamo a rovinare il nostro mazzetto, ma mettiamo la margherita che dopo verrà appunto tutta condita. E guardate com'è bella e appetitosa. E poi abbiamo la parte delle zuppette, può essere considerato un entrée, in questo caso è una versione un po' particolare di quella che si chiama la zuppa di margherite, detta anche zuppa di erbe all'inglese, vale a dire ci sono già all'interno le nostre pratoline, ci sono insomma diversi ingredienti, abbiamo aggiunto poi i fiori tal quali e magari una scaglia di parmigiano reggiano. Quest'altra zuppetta invece è fatta con le rimanenze del gambo dell'asparago, tritata, frullata, l'aggiunta di appena un pochino di panna, di pecorino romano e in questo caso un po' di olio e le nostre margherite fiorite. Qui vediamo invece delle melanzane che sono state appunto messe sotto sale con il basilico, dopodiché sono state leggermente scottate, abbiamo aggiunto un po' di pomodoro, qualche oliva, la mozzarella, il basilico fresco che abbiamo preso dalla nostra piantina e
e i capolini delle margherite. Qui vediamo anche ulteriori accompagnamenti, perché si possono fare riempitivi di crescioni, ma si possono usare anche le erbe da mettere all'interno dell'impasto, come ad esempio nel caso di questa piadina completamente verde. Il dolce è una torta di mele, direte non c'entra? No, perché ci abbiamo messo insieme alla glassa anche proprio i capolini delle margherite. Margherite che hanno diverse proprietà, in particolare i capolini sono ricchissimi di vitamina C, poi per quel che riguarda ad esempio principi attivi sono tannini, resine, cere e molti oli essenziali, tanto che è utilissima contro la tosse, si può fare un infuso di fiori freschi in acqua bollente e si usava anche per curare lividi e ferite nei tempi antichi per le sue capacità antinfiammatorie utili in caso di infezioni. Quindi diciamo che la pratolina cresce libera nei campi puliti, e noi la possiamo utilizzare per una bella colazione o anche un aperitivo, sempre in tono pasquale. Visto che voi avete girato per cantine, beh, a questo punto il brindisi me lo faccio anch'io con un bianco del territorio, e poi chiamo una piccola pausa perché poi dopo Claudio e Betta ci delizieranno nuovamente con la tavola delle feste. Buona Pasqua!